E ancora la statale Valsugana, teatro di un incidente stradale con 3 mezzi coinvolti e un uomo finito in ospedale in codice giallo. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi in territorio comunale di Solagna. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il conducente di questa Fiat Punto abbia perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro 2 furgoni che viaggiavano nell'opposta corsia di marcia. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo alla guida della macchina, un 49enne residente in Valbrenta. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Bassano, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Il ferito è stato estratto dall'autovettura, stabilizzato e gli sono state prestate le prime cure già sul posto. Pesantissime le ripercussioni al traffico veicolare, con la statale 47 letteralmente bloccata, chilometrica la coda che si è formata soprattutto in direzione Trento, mentre dall'altra parte, all'altezza del ponte di Campolongo, mezzi deviati in destra a Brenta.